È calato il sipario sulla 43esima edizione della cronoscalata Vittorio Veneto Consiglio. Le temperature roventi non hanno fermato i 113 piloti in gara. Tra le auto moderne, in lizza per il campionato italiano Montagna Nord, trionfo per Franco Caruso, che già si era aggiudicato la gara 2 nel 2024, edizione del centenario, che ha firmato una delle sue più belle vittorie assolute, aggiudicandosi gara 1 e gara 2 davanti al suo grande rivale Diego De Gasperi, terzo il veronese Federico Liber. Nella top 10 del Consiglio, quarto Damiano Schena davanti a Gianluca Ticci e Alessandro Zanoni, poi Romy Dall'Antonia da San Vendemmiano. Nelle auto storiche il trionfatore è stato Danny Zardo. Il pilota di casa trevigiano di Arcade si è imposto nella sua vittoria sia in gara 1 che in gara 2, portando a 9 le vittorie totali di questa competizione. Un tracciato ipertecnico, quello della cronoscalata Vittorio Veneto Consiglio, organizzato da Automobil Club Treviso con il comune di Fregona, con carreggiata stretta, asfalto ondulato, una moltitudine di curve diverse, brevi rettilinei. Una manifestazione riuscita grazie all'organizzazione dell'ACI Treviso, presente con il presidente Stefano Torcellan, direttore di gara, e con il direttore di Treviso, Angelo Centola. Tra i partecipanti anche Giuseppe Zarpellon, 82 anni, che ha completato l'intero percorso a bordo della sua BMW M3.